Assemblea permanente fuori dall'azienda Artoni Trasporti, che si trova a sede in zona industriale a Padova. I 40 lavoratori lasciati a casa dalla dirigenza dell'Artoni, che questa mattina hanno protestato davanti alla prefettura di Padova, sono qui riuniti per discutere della proposta fatta dai vertici dell'Artoni, ovvero rimuovere il presidio permanente, quello che è proprio qui fuori dall'azienda. In cambio l'azienda si propone di assumere altri lavoratori, ma tramite agenzia interinale, quindi propone di assumere anche nuovi lavoratori, non gli stessi che sono stati lasciati a casa. I lavoratori non ci stanno e adesso sentiremo cosa decidono.